Bem-vindos à Sombra de Sonorage, stagione de Sierru. Le comunità sarde, storicamente, fungono da esempio per chi vuole descrivere un popolo placido e in sintonia con la natura, dedito al lavoro e alla famiglia, e dove i conflitti sociali non sono che raramente sfociati in agitazioni collettive, per lo più dovute alle lotte sindacali negli anni a cavallo del XX secolo. In Sardegna la guerra è un triste ricordo di epoche recentissime, dove pure molti danni materiali e immateriali vennero prodotti dagli eventi bellici della prima metà del Novecento. Durante la Prima Guerra Mondiale molti sardi si trovarono a solcare per la prima volta il mare per rispondere alla chiamata alle armi e intere giovani generazioni caddero nel difendere il tricolore sabaudo, lasciando un vuoto incolmabile in quelle comunità, spesso piccolissime, che perdevano non solo padri e figli, ma anche giovani mariti e importante forza lavoro. A questo già altissimo tributo di sangue si aggiunse quello della Seconda Guerra Mondiale, la quale portò con sé anche la distruzione materiale di città e porti, di monumenti e ambienti sociali. Luoghi di vita e di quotidianità che, nell'infuriare della lotta per la supremazia sull'avversario, diventarono meri obiettivi strategici per dare dimostrazione tangente della forza brutale delle armi. Esclusi questi avvenimenti di natura esogena all'isola, la Sardegna ha conosciuto altri momenti di conflittualità interna tra esponenti del mondo agropastorale nel fenomeno noto come banditismo. In quei terribili decenni i fatti di sangue riportati dalle cronache del tempo riguardo alle faide tra famiglie rivali erano tristemente piuttosto frequenti. La povertà relativa e la condizione precaria della figura dei pastori, trovatisi improvvisamente catapultati in una modernità ritenuta aliena, spinsero non pochi giovani uomini a macchiarsi di reati quali l'omicidio, l'abigeato e il sequestro di persona. Ciò dette vita alla feroce attività repressiva dello Stato italiano, che sfociò, in diverse occasioni, in veri e propri conflitti a fuoco tra banditi e carabinieri, con gravi perdite da entrambe le parti. Questi avvenimenti, però, devono essere ritenuti come fatti isolati nella millenaria storia sarda, dove la pace è un valore assoluto che le comunità dell'isola hanno sempre ricercato e custodito. Savage. Sta cosa più bella devono un savage. Questo è un uveddo che debiti fare a regionale. Tutto questo su chi pensa a scelta papai, un arrogo de vezza corta in sabrage. A dove fai comprendere a sta gente è difficile. Certi l'impera ancora sa scoppetta, o bocciri sul nemico va sendo in carretta. E entrare in conca dei somni non è facile. O chi porta da Sarresoia in busciacca, e sti pronto puro, andi da bogai, o pungi, canto lo fanti inquietai, e dimostrai in santo su sa concamacca. O il suo cristiano esti sempre pruso prepotenti, o li comandai con sa forza e sa barrosia, o imponni sa propria tirannia, invidioso, arroganti e pure invadenti. Ma voi te peu su di firimenti, quando mancai si groccausu, con sendicitai appusti a si causu, o quando beseusu o furrienti. Sa vita esti bella si da gosai, con amori, allegria e contentesa, ti esti tutto una grande bellezza, saluti, papai, buffai e traballai. Sommi deppi vivi pensando a su grassi, custo deppi su disigiare in su mondo, quando deppi furriai fondassusu, sperendi che in sa terra ci sia sempre pace. Di teneso sempre a bisogno de su chiase appena ligio, poi ta canquota s'atta causa così te da sa denuda e perdesu sta serenità di vodebata sa po cosa sa chi non denti media importanza o chi mancai non potesu ni manco cambiai. Tesa ragione. Sa pace è una cosa troppo importante, po' tutto, su uomini e femmine, su manno e po' piticcoso. E di questa cosa depeso avrai orgoglioso tutta sa vita, ad coltivare tutta sa vita sa pace. Poi ti snacchettao su des cose, sapete quando si benta a mancare, pensando se chi ti apprezziamo su de bruso. Ecco poi ti depevo fare di tutto su sempre, in tutta sa vita nostra di avrai in pace, che avanti vivevo sempre in meglio tutto canto. Però è facile annai che sta pace è bella, che io le sta pace in su mondo, però che ancora c'è tauso con su vicino del domo. Questo pure è vero, una volta è stata a causa cosa di nuda, o amata che ne poca su frutto del subicio del domo a domo nostra, o voi che mancai poi di sa macchina di truesso in entrata nostra, o così terra di nuda, se vedete mancare sa pace, rischiavo se vinse per fesseria se decetare, vinse con subicio del domo, o con tuo amico, o con tuoi parenti. Ecco voi che sa pace tocca dalla ciccaia, da coltivare, e a fare di tutto che duri da lungo.
Biu che hai scritto un bello libro che si narra proverbi sardi e modi di dire della Marmilla e del Medio Campidano, pubblicato da Sandi Editori sul 2019, e ci si anche un bello dicio che grazie di bei con questa poesia. Ho detto che poi di graziare bene con Savagi e adesso questo volo. Su boccone brazzio, su famine si due sezzeri. Eh sì, questo c'entra me da con Savagi, poiché è proprio graziando su Ghideneuso che ci ha rinesceso a stai grubbai rottuso, rinunciando a egoismo. Difatti, se sommini buono, che volo di pago cosa, commenti poi adesso a roghe mai. Ci arrennesce da due brazzio con due amici, con due vicini, con due parenti. Ollinaica e cercando di Savage, cercando amicizia, cercando di non entrare in conflitto con questa gente. Ecco che su buon come brazzio, pure tenendo poco cosa de donai e sti segnali dei vagi con chi è sta canta nostra, insomma. Bello meda, nara sinduantro su per Savagi. Mancai questi adesso, non proprio Savage, ma poi adesso la cosa che mancai può andare contro sa Savage, no? O dammina dopo chiedo. E gli adesso si invidia e sa gelosia, funti malattia allegias. Dunque, prazzendi su Ghideneuso da giudauso a Savagi, ma chi c'è tauso di da sciusciauso Savagi? Sanziano sono nata che si invidia e gelosia, c'è gente che si arrovella da sovigao, poi che anda sempre a castigare le cose dei altri. E sia da cose di amore, sia da cose di possedimento, di bestiame, o di terreno, o di macchine, o di domo. E si invidia, è come che sia una malattia, quindi è proprio si invidia e gelosia sul contrario dei Savagi. Ecco che questo proverbio gli ha detto aiutare a pensare un pochetto, a essere più spago invidioso e più spago geloso, può essere più simpatico con tutto il nostro e con questo che punta accanto a nostra. E chi non sia invidioso o geloso ci ha rinesceso a essere più simpatico con noi e tutto. E poi lì ci si su terzo dicio di oggi. Un altro dice che poi di grazzai, poi adesso viaggiando e leggendo si impara da vivi. Ecco, in moi brudde prima teneso sa possibilità di viaggiare, di leggi, di si informare e istruire e di porre in pratica questo dicio. Calli esti su bro di viaggiare e di leggi, come te chi vuoi da aiutare i Savagi? Poi ta somini e sa femmina, chi viaggia in suo mondo e liginti. Naturalmente sa cultura de bruso e acculturandosi de bruso comprende in te da cose, ci arrennescenti in tanti a non si fa i frigai degli este bruso istruio, poi ta so fatto de viaggiare de ligi istruisce somini da cultura de bruso. E acculturao de bruso somini ci arrennesciti a essere bruso in pace con esatto puro. So fatto de sa conoscenza mediamente vota da somini a vivi in pace e a fare vivi in pace esatto puro. A ischisi punta scutendi io, insando su di narauso, c'è che si de non gettai, dessi in pace con osatro se tutto e con vicino del domo e con suo mondo. E noi si ringraziamo per aver ascoltato voi e si donamos appuntamento a sa prossima poesia e il prossimo dicioso. Mi va giusto, si saluto de ora e mi raccomando, varrà in pace sempre che abbiamo su mello tutto canto.